Non riesco più a vivere, questa è la realtà. Un dolore che non trova pace a Piglio, quello che raccontano le lacrime di Severino Campagnaro, padre di Erika, travolta dalla furia del ghiaccio della Marmolada lo scorso 3 luglio, insieme ad altre 10 persone, tra cui il marito, Davide Miotti. Una valanga imprevedibile, è così che sentenzia la Procura di Trento chiedendo l'archiviazione per l'inchiesta. Si chiude così un capitolo, tra le cui pagine ancora tanta rabbia e sofferenza. La politica purtroppo ci tiene come un numero, pensano solo a loro stessi e ai partiti, questa è la realtà. Tutto il resto non conta niente, contano solo i soldi per quella gente là. La Marmolada dovevano andarla a controllare prima di dare il via al turismo. Questa è la realtà. Se quello che aveva il rifugio sopra aveva detto che era da marzo che faceva acqua, ma era anche dall'anno prima che faceva acqua, è naturale che quando un ghiacciaio si sta sghiacciando tramite il sole succede queste cose. Doveva andare a controllare prima, non lasciare che la gente vada incontro alla morte, perché loro sono andati a camminare. Archiviazione, una sentenza ingiusta secondo il padre di Erika Campagnaro che oltre a 6 mesi dal disastro ricorda, istante per istante, quella maledetta domenica d'inizio luglio. È andata a fare una camminata sulla Marmolada, accendo la televisione e vedo che viene giù, è costituito un colpo al cuore. È finito, ho detto. Ricordi drammatici, quelli vissuti da Severino e la sua famiglia, che nel tormento lasciano spazio ancora a una piccola speranza. Io spero solo che ci sia qualche giudice giovane che prenda in mano la situazione. Noi non vogliamo niente, vogliamo solo giustizia, perché loro non dovevano lasciarli andare, dovevano prima andare a controllare. Io non posso dimenticare nella sentenza neanche la morte dei figli. Ecco, è il mio genero.